Aspetta, aspettiamo a Stefano, non lasciamo. Stefano, vieni. Cominciate ad andare. Mettete lì dopo. 5 minuti prima. Ci ah no, io grazie. È difficile vederla. Sotto dell'otto già. Grazie.
tre blocchi. Con i miei microfoni. La porta che si trova nel fondo della chiesa, da dove entreranno i vescovi e i sacerdoti concelebranti. Ci disponiamo per la celebrazione facendo silenzio e predisponendoci spiritualmente a questo momento importante della nostra comunità parrocchiale. All'inizio, prima del canto d'ingresso, la guida liturgica propone delle parole che possano accompagnare ogni fedele all'incontro con Gesù. Dopo l'accoglienza delle spoglie mortali del padre Prinetti di questa mattina, siamo riuniti per l'azione di ringraziamento proprio nella solennità di San Giuseppe, che fu scelto come patrono della congregazione delle figlie di San Giuseppe di Genoni. In questo senso, nel corso del tempo, l'Eucaristia è sempre stata l'anima di tutta l'attività missionaria che si è estesa oltre i confini dell'Italia e dell'Europa, per cui possiamo ben dire che grazie all'Eucaristia questo pomeriggio siamo strettamente uniti alle terre di missione, in un unico canto di festa e di riconoscenza all'Altissimo.
per mezzo di Gesù Cristo nello Spirito Santo, che ancora una volta ci fa pregare da veri figli di Dio e non da stranieri.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Bentornato a Genoni, Padre Felice. Bentornato ai solenni richiami dell'eterna e promettente parola di Dio sulla risurrezione dei corpi. Esulteranno le ossa umiliate del Signore e secondo la provocazione divina al profeta Ezechiele stesso potranno mai queste ossa inaridite rivivere? E soprattutto, e prima di tutti, Gesù stesso, con il suo richiamo eucaristico, chi mangia questo pane non morirà ma vivrà in eterno. Sono veramente onorato come piccolo parroco di Genoni davanti al nostro arcivescovo, Monsignor Ignazio Sanna, al vescovo di Alghero Bosa, Monsignor Mauro Maria Molfino, e all'arcivescovo emerito di Sassari, ai sacerdoti di Genoni e agli altri qui presenti inerenti alla congregazione per tanti motivi, a Madre Maria Luciana, a tutte le figlie di San Giuseppe, vicine e lontane, alle suore di casa madre, al Pontificio Seminario regionale e a quello arcivescovile di Oristano con i suoi rispettivi rettori, alle autorità civili e militari, agli artiglieri che ci hanno onorato della loro presenza, alla comunità intera di Genoni, nonché a tutta questa assemblea che trova in questa attesa circostanza un motivo per sentirsi ed essere Chiesa. Il nostro bentornato Padre Felice presuppone storicamente, parlando, tutte quelle sue presenze in questa Chiesa, visite legate agli antichi parroci di Genoni, con cui tenne sempre cordiali rapporti di amicizia e di pastorale. A partire dal genovese, il gesuita padre Peppino Colquetto, col quale iniziò la trattativa per il riscatto della proprietà in agro Genoni Nurecci Laconi Nuragos, relazioni spirituali con il parroco Francesco Manca, quello della Madonna del Sacro Cuore, e con Don Daniele Mura. Sappiamo per certo di queste presenze e ritorni a Genoni dalle lettere inviate dal padre. 23 settembre 1889, dopo l'inizio dell'opera Genoni, in una lettera si legge indirizzata alle suore: da 15 giorni vi ho lasciate. Lettera del 13/10/1892, quando a Genoni, per via telegrafica, ricevette la notizia della morte del suo amato arcivescovo di Cagliari, Gregorio Bertiana, e allora deve rientrare a Cagliari, un po' a piedi, un po' a cavallo e un po' in treno, meraviglioso per un prete. Ai primi di dicembre 1894, alla triste partenza per Giaveno, distacco dall'amatissima Sardegna nostra. Rientro a Genoni del marzo 1895, data molto significativa per aver dato la prima comunione al piccolo di 9 anni, futuro padre Raffaele Bevis, anch'esso bracco di Maria Vergine, e per oggi scadenza stupenda, 19 marzo, per San Giuseppe, custode purissimo di Gesù e di Maria. 19 agosto 1895, di nuovo presenza a Genoni per gli esercizi spirituali alle suore. 12 maggio 1912, altra lettera toccante. Su queste basi il mio saluto con un grazie ai miei carissimi parrocchiani per l'impegno a questa circostanza fin dall'inizio della 2019 e di questi ultimi giorni nei preparativi di circostanza. Mi sia permesso infine un doveroso accenno ad alcune figure che ritengo oggi di dover ricordare e che oggi sono presenti in altro modo.
Madre Eugenia Montici, cofondatrice, detta prima regola vivente, deceduta nel 1930. Don Iosto Murgia, indimenticabile parroco di Genoni, affezionatissimo da sempre alle figlie di San Giuseppe di Genoni. Madre Maria Cristina Sanna, deceduta nel dicembre 2006, il caro sacerdote Dottor Giovanni Maria Costu, deceduto nel dicembre 2015, per i loro legami con la parrocchia di Genoni e noi futuri sacerdoti. Genoni è ancora premiata dal cielo con questa bella e felice circostanza. E come potete vedere dall'assistente che mi sono scelto per questo saluto, per esaltare noi tutti insieme ancora nella Chiesa Cattolica il carisma dell'educazione a fanciulli e fanciulle, che ancora nella Chiesa e nelle nostre scuole materne biondeggiano e fioriscono come preziosi frutti dell'amore coniugale, umano e cristiano. La cura della nostra amatissima gioventù, la cura per gli anziani e dei sofferenti per il rinnovamento della famiglia cristiana. Grazie per l'attenzione. Il nostro grazie più sentito oggi va alla Santissima Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, alla Vergine Santa e a San Giuseppe, perché ci hanno concesso di realizzare un sogno accarezzato da sempre, in particolare dalle ultime Madri Generali, Madre Maria Cristina, Sor Maria Serena, Madre Maria Daniela, le quali con la collaborazione di Monsignor Giovanni Maria Costu hanno cercato in tutti i modi di riportare a Genoni, nella casa madre, i resti mortali del nostro venerabile padre Felice Spinetti. Ringrazio Sua Eccellenza Monsignor Ignazio Sanna, Arcivescovo di Oristano, Monsignor Molfino, Monsignor Paolo Azzei, tutti i vescovi. In particolare ringrazio Padre Roberto, Oblato di Maria Vergine, confratello di Padre Pinetti, tutti i sacerdoti, i religiosi, le religiose, il generale Passare e tutti gli artiglieri presenti, i genonesi e tutti gli amici provenienti da tutta la Sardegna, per la condivisione di questo importante momento storico che l'Istituto delle Figlie di San Giuseppe sta vivendo. È proprio vero che c'è un tempo per ogni cosa, stabilito da sempre, non secondo i nostri calcoli, ma secondo il disegno sapiente di Dio, che ha riservato oggi all'Istituto la gioia di riaccogliere a Genoni il proprio padre. Il padre Pinetti arrivò in Sardegna per la prima volta il 4 agosto del 1881 come segretario del neoeletto arcivescovo della diocesi di Cagliari, Monsignor Vincenzo Gregorio Berchialla, oblato di Maria Vergine, suo confratello, e in Sardegna restò per 13 anni fino al 1894. La sua azione pastorale ed apostolica nella diocesi di Cagliari fu la risposta ai innumerevoli bisogni, soprattutto a quelli del seminario, dove mancava un serio programma formativo e un contesto comunitario, umano e spirituale capace di supportare la crescita dei giovani seminaristi. Il padre Pinetti instaurò un clima di cordiale e fraterna fiducia, di collaborazione tra superiori e allievi, un clima che mitigava le esigenze di una necessaria disciplina e la fatica dell'adempimento del dovere. Per un bisogno del seminario di Cagliari, il 20 settembre del 1888 fondò il nostro Istituto di Figlie di San Giuseppe, quando dovette provvedere alla sostituzione delle scuole tutolinguine,
che fino a quell'anno avevano prestato il loro servizio nel seminario di Cagliari e in quell'anno vennero sostituite. Il padre Trinetti coinvolse in questo servizio alcune sue figlie spirituali che desideravano spendere la propria vita per il Signore e formò la prima comunità di figlie di San Giuseppe, tra le quali Madre Eugenia Montici era stata nominata la prima responsabile, con la spiritualità di San Giuseppe, fatta di fede, di silenzio, di nascondimento, di laboriosità e di amore. L'amore incondizionato per la Vergine Santa e Gesù sono l'anima e carisma del nostro istituto, chiamato ad essere mediatore di grazia, incarnando e portando ai fratelli l'infinita compassione di Dio per ogni uomo, entrando con il servizio nelle piaghe dell'umanità di oggi e del futuro, per versarvi alla luce della spiritualità samaritana il vino che cura e l'olio che addolcisce, per essere strumento di salvezza in unione con il mistero pasquale di Cristo. Intanto un'altra figura entra nella storia delle figlie di San Giuseppe, il padre Giuseppe Porquedu, sacerdote e gesuita. Il padre Porquedu, dopo l'espulsione dei gesuiti da Cagliari, era rientrato a Genoni, suo paese natale, senza interrompere il suo ministero nella diocesi di Cagliari. Dopo la morte del fratello, generale Porquedu, dovette interessarsi del vasto patrimonio familiare che, gestito da amministratori incompetenti e non sempre onesti, lo avevano portato al fallimento. Il padre Porquedu, per pagare i debiti che si erano accumulati, pensò di vendere tutto e chiese aiuto al padre Trinetti, il quale, con il parere positivo dell'arcivescovo Monsignor Berchialla, dei superiori maggiori del suo istituto, procedette all'acquisto dell'azienda, pensando che sarebbe stata utile per la sua nascente congregazione, con l'impegno ad assistere fino alla morte donna Efisia, sorella del padre Porquedu. Poiché il numero delle suore aumentava, il padre Trinetti, il 20 settembre 1889, inviò a Genoni alcune suore che costituiscono la seconda comunità dell'istituto. Con la nuova comunità il padre fondatore esplicita con una sua prima lettera inviata il 23 settembre le linee carismatiche dell'istituto e con altre comunicazioni indica alcuni ambiti di servizio di carità con cui il carisma deve concretizzarsi, a partire dalla comunità di Genoni, l'assistenza agli ammalati e agli anziani, iniziata con l'accoglienza di donna Efisia Porquedu e successivamente ampliata con l'apertura di una casa di riposo, attigua alla casa madre, la pastorale parrocchiale con la catechesi, la cura dell'altare e della liturgia, l'assistenza agli orfani e ai ragazzi con problemi di devianza, la pastorale giovanile con l'oratorio, a cui seguirà subito dopo il servizio scolastico con l'apertura dell'asilo d'infanzia. Grande attenzione ai poveri a partire dai servi di casa. Diciamo che Genoni è stato il luogo in cui si è configurata la modalità del servizio d'amore che doveva concretizzare il carisma, con l'avvio di servizi che si sarebbero sviluppati nel tempo, differenziandosi secondo i bisogni della società e della Chiesa e rispondendo all'orientamento dato esplicitamente dal fondatore. Le figlie di San Giuseppe devono avere cuore e case aperte ad ogni esigenza che ci sia nel mondo, nella linea della Università Evangelica, a cui l'istituto è sempre stato fedele fino alla misia tra novembre e dicembre del 1894. Il padre lasciava così fisicamente le sue figlie, assicurando che sarebbe tornato ogni qualvolta fosse stato possibile e affermando:
Il mio cuore è sempre in mezzo a voi. Da questo momento la relazione tra lui e le sue figlie, liberata dallo spazio e dal tempo fisico, entra e si approfondisce nella sua dimensione interiore essenziale, dove nulla potrà inclinarla, in uno spazio atemporale dove l'incontro tra cuori è sempre possibile e nessuna ostilità potrà mai impedirla. Un passaggio umanamente non facile, che il padre cerca di riuscire, tornando con frequenza in Sardegna. Ritornò una prima volta il 19 aprile 1895 e fu ricevuto con benevolenza dall'arcivescovo di Cagliari. Ritornò nell'isola per dedicare gli esercizi spirituali alle figlie di San Giuseppe il 19 agosto sempre del 1895 e gli fu comunicato che la sua presenza e quella delle sue figlie non era più gradita nella diocesi di Cagliari. Il 2 settembre Monsignor Sergi ingiunse al padre Pinetti il ritiro delle suore dal seminario di Cagliari entro il mese di settembre di quell'anno. Il padre Pinetti si rivolse a Monsignor Francesco Zunù Casula, arcivescovo di Oristano, a cui inviò anche il regolamento perché ne prendesse visione e chiese il riconoscimento della casa di Geroni come casa madre, con lettera del 18 ottobre 1895. Monsignor Zunui rispose immediatamente il 21 ottobre 1895 con un apposito decreto: confermiamo l'elezione canonica del religioso sodalizio, eleggiamo in casa madre del medesimo quella dove ora sono concentrate tutte le figlie di San Giuseppe in Geroni. Confermiamo l'elezione canonica della famiglia delle figlie di San Giuseppe, fatta dall'arcivescovo di Cagliari, Don Paolo Serci, con decreto del 15 agosto 1894. Confermiamo pure tutte le regole approvate dallo stesso decreto. La congregazione era salva perché la sua esistenza era stata ufficialmente riconosciuta dalla Chiesa, ma la sua età era quella dell'infanzia, dei primi anni di vita che necessita di un padre che se ne prenda cura, l'alimenti e la sostenga nella crescita. Il padre Pinetti provvide a nominare degli amministratori che gestivano l'aspetto spirituale e quello economico, tra cui Monsignor Francesco Cao, che dedicherà alla gestione dell'istituto e dell'azienda tutta la sua vita. Ma a portare il peso di tutta la realtà comunitaria che doveva camminare alla luce delle indicazioni del padre fondatore è Maria Eugenia Montisci, nominata prima superiore generale, fedele custode e incarnazione del carisma consegnato dal padre nel dono diuturno di se stessa a Dio e all'istituto. Dopo la partenza del padre, inviato dai suoi superiori a Giaveno, si apre la corrispondenza tra Maria Eugenia e attraverso lei con la comunità e il padre Pinetti. Una corrispondenza che conferma quanto il padre Pinetti aveva detto in occasione della sua prima partenza dall'isola. Il mio cuore è sempre in mezzo a voi. Il suo cuore era rimasto a Gironi, come spazio in cui erano vivi i sentimenti, gli affetti, i ricordi, i progetti, come il luogo dell'anima, dove come dono inatteso e gradito e gratuito per lo Spirito Santo il carisma ha trovato casa. E qui a Gironi, un modesto villaggio della Marmilla, che fino a qualche anno non appariva neanche nelle pagine grafiche, l'istituto ha fatto i primi passi e ha imparato a camminare. Gironi è un paese dai tratti sociali molto simili a quelli di Nazareth, da dove, secondo l'opinione della gente del tempo di Gesù, non poteva venire nulla di buono. Anche per Gironi, data la sua piccolezza, ancora oggi molti si chiedono il perché della scelta di riportare qui i resti mortali del padre fondatore e non in un centro cittadino
dove l'istituto è più attivo per numero di religiose e di servizi. Rispondiamo che Genoni è il luogo dove risiedono le radici dell'albero che il padre Pinetti ha piantato, dove è stata chiarita la sua identità ecclesiale e da dove l'istituto ha ospitato il volo. In queste radici c'è la freschezza e la potenzialità delle origini, l'humus del nostro carisma che lo ha fatto crescere e ancora lo alimenta, a cui dobbiamo continuamente attingere come fonte di acqua viva scaturita dal cuore di Dio per ogni figlia di San Giuseppe e per tutta la Chiesa. Come ogni persona ha nell'infanzia i tratti della propria identità, cresce, si forma secondo le direttive date dai genitori e matura nella interiorizzazione dei valori acquisiti in famiglia, per cui rinnegare le proprie radici e i legami con la famiglia di origine significa perdere la propria identità. Così anche gli istituti che hanno nella loro origine i tratti carismatici suscitati dallo Spirito di Dio che li ha generati. Non possono dimenticare le proprie origini o ignorare i luoghi dove sono nati, perché questo significa perdere la propria identità di consacrate, con caratteristiche specifiche che, mentre li differenziano dagli altri istituti religiosi, costituiscono la sostanza della propria identità. E come il tralcio non porta frutto se non resta unito alla vite, così l'istituto resta sterile se non attinge alla forza originaria del proprio carisma. La bellezza e la ricchezza del dono che il Signore ci ha fatto, dandoci la possibilità di riportare nella casa madre i resti mortali del nostro fondatore, sta nel suo ritorno a casa anche fisicamente, da dove il suo cuore non si è mai allontanato, perché a Genoni, a casa madre, ha sempre abitato con il ricordo, il desiderio e il bisogno di incoraggiare e sostenere le sue figlie, di vivere in un clima spirituale che nutre e fa crescere. In questa casa, come si legge nei suoi scritti, il padre fondatore ha fatto la bella esperienza di una comunità che vive come un nido costruito attorno al tabernacolo, in un clima di calore umano e di intensa spiritualità che farebbe risuscitare un moribondo, di gustare la gioia della sua paternità. Avere qui le reliquie del padre è per l'istituto uno stimolo nuovo per accostarsi alla sua persona, al suo cuore, alla sua spiritualità e trarre da quest'urna nuova forza per essere sempre più vere figlie di San Giuseppe, come lui ci ha sognato. La sua presenza, anche fisica, a Genoni, a casa madre, nel suo istituto, è un tesoro che ci aiuterà a fare memoria, a costruire la parte migliore di noi, nella sintesi tra passato e presente, per vivere e interpretare l'oggi e costruire il futuro. Ogni volta che la vita ci metterà di fronte a difficoltà, crisi, dubbi e incertezze sulle scelte da fare, qui ritorneremo per interrogare queste ossa, ascoltare la sua voce. Verremo qui per sentirci parte viva di un progetto d'amore che come fiaccola lo Spirito Santo ha acceso nella persona del nostro fondatore e a noi oggi chiede di radiare nel mondo la sua luce, testimoni gioiose della sua compassione infinita per ogni uomo. Questo chiediamo per intercessione della Vergine Santa, San Giuseppe, il nostro venerabile Padre Felice Pinetti, Madre Eugenia, Donna Placida e tutte le altre sorelle che ci hanno preceduto in cielo. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questa Eucaristia,
Prima di accostarci alla mensa della parola e del pane di vita, invochiamo da Dio Padre di misericordia la conversione del cuore e il perdono delle colpe. Confesso a Dio Onnipotente Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Glorificamos
preghiamo. Dio Onnipotente, che hai voluto affidare gli inizi della nostra redenzione alla custodia premurosa di San Giuseppe, per sua intercessione concedi alla tua Chiesa di cooperare fedelmente al compimento dell'opera di salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ora ascolteremo i testi proclamati nella solennità di San Giuseppe. Il silenzio di questo santo patriarca, che immaginiamo giovane e forte, accanto a Maria, prossima a diventare madre del Signore, è più eloquente che mai. Non occorrono troppi discorsi per servire Dio, ma fatti concreti abbondano in Lui. Questo stesso atteggiamento lo troviamo anche nella vita del padre Prinetti, specialmente nel momento delle difficoltà e delle incomprensioni dell'aiuto umano. Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni fu rivolta a Natan questa parola del Signore: va e di al mio servo Davide, così dice il Signore: quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Egli edificherà una casa al mio nome, e io renderò stabile il trono del suo regno per sempre. Io sarò per lui padre, ed egli sarà per me figlio. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te. Il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Parola di Dio. Preghiamo, grazie a Dio. Tu sei fedele, Signore, alle tue promesse. Tu sei fedele, Signore, alle tue promesse. Canterò senza fine le grazie del Signore, con la mia bocca annunzierò la tua fedeltà nei secoli, perché hai detto la mia grazia rimane per sempre. La tua fedeltà è fondata nei cieli. Stretto un'alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide mio servo, la tua discendenza stabilirò per sempre, ti darò
dei secoli. Egli mi invocherà, tu sei mio Padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Li conserverò per sempre la mia grazia, la mia alleanza, li sarà fedele. Tu sei fedele, Signore, alle tue promesse. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non in virtù della legge fu data ad Abramo o alla sua discendenza la promessa di diventare erede del mondo, ma in virtù della giustizia che viene dalla fede. Eredi dunque si diventa in virtù della fede, perché sia secondo la grazia e in tal modo la promessa sia sicura per tutta la discendenza, non soltanto per quella che deriva dalla legge, ma anche per quella che deriva dalla fede di Abramo, il quale è padre di tutti noi. Come sta scritto, ti ho costituito padre di molti popoli, davanti al Dio nel quale credete, che dà vita ai morti e chiama all'esistenza le cose che non esistono. Egli credette, saldo nella speranza contro ogni speranza, e così divenne padre di molti popoli, come gli era stato detto, così sarà la tua discendenza. Ecco perché gli fu accreditato come giustizia. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore.
Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio, e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Eccellenze carissime, cari confratelli concelebranti, signor Sindaco, carissime figlie di San Giuseppe, fratelli e sorelle in Cristo, distinti autorità civili e militari. Ci ritroviamo in questa chiesa parrocchiale di Genoni per accogliere le spoglie mortali di padre Felice Prinetti nel paese che possiamo considerare la patria della congregazione delle figlie di San Giuseppe, da lui fondata insieme con la giovane vedova Eugenia Montigi. Fino ad oggi il padre Prinetti era sepolto a Pisa, nella chiesa di San Jacopo all'Orticaia, nella casa degli Oblati di Maria Vergine, dove aveva svolto il suo ministero in anni difficili ed in un ambiente massonico e anticlericale impermeabile all'annuncio del Vangelo. La sua presenza e vicinanza, quindi, erano sentite solo con il cuore e la preghiera. Da oggi la sua presenza sarà sentita ancora più forte, perché le sue spoglie mortali saranno custodite nella cappella della casa madre. Ci possiamo chiedere però come sarà vissuta questa presenza e vicinanza di padre Prinetti dalle figlie di San Giuseppe e da tutti coloro che pregheranno per sua intercessione. In altri termini, cioè ci chiediamo quale sarà il rapporto di preghiera e di imitazione del venerabile Felice Prinetti da parte dei suoi devoti e delle sue suore. A mio parere, la coincidenza della traslazione dei resti mortali di padre Prinetti con la solennità di San Giuseppe ci dà le coordinate per vivere questo rapporto in modo spiritualmente proficuo. La prima coordinata spirituale è custodire il mistero di Cristo. San Giuseppe era il custode di Gesù a Nazareth. Lo era insieme alla sua sposa, Maria. A Nazareth Gesù entra nell'età adulta e riceve un'educazione nella quale il contributo di Giuseppe deve essere stato senza dubbio molto rilevante.
Giuseppe trasmette a Gesù le conoscenze del proprio mestiere, ma lo introduce pure nella conoscenza della Torah, perché nel giudaismo l'educazione religiosa dei figli maschi è eminentemente affidata alla figura paterna. Peraltro è il padre che celebra le principali feste religiose che hanno sempre un'importante componente familiare. Sempre Giuseppe, come gli altri padri di famiglia, deve aver condotto Gesù in sinagoga ogni sabato, facendogli acquisire quell'abitudine tipica del giudeo osservante. Il Vangelo descrive l'obbedienza di Giuseppe agli ordini angelici con un'espressione assai suggestiva: prese con sé. La prima volta è al termine dell'annunciazione di cui egli è il destinatario. Fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Successivamente il prendere con sé riguarda l'ordine angelico circa il bambino e la madre da far riparare in Egitto. Infine, la stessa espressione ricorre quando si tratta di ritornare dall'Egitto. In tutto ciò emerge il ritratto di Giuseppe come di un uomo che aveva esperienza di custodire l'Emanuele, ossia Dio con noi. E da questa esperienza che procede la sua forza di prendersi cura e di accogliere con sé Maria e il bambino. Giuseppe era custode dell'umanità di Gesù, ma allo stesso tempo era custode anche della sua divinità. Gesù infatti era una persona divina. La sua umanità non era una maschera, ma il volto della sua divinità. Di conseguenza, il primo modo del custodire il mistero di Cristo è quello di saper scorgere dietro gli eventi quotidiani la mano invisibile di Dio, di imparare a custodire la presenza invisibile di Dio nella presenza visibile del povero, del migrante, del peccatore. Ogni volto umano rimanda al volto di Gesù da adorare e pregare. Quando l'angelo comanda a Giuseppe di rifugiarsi in Egitto per sottrarsi alla minaccia di Erode, il testo evangelico annota che Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto. Cardinal Ravasi scrive che questa notte non è soltanto una indicazione cronologica delle circostanze della fuga precipitosa, ma segnala la prontezza dell'obbedienza di Giuseppe e assume lo spessore simbolico del tema della notte nei testi biblici. In questo senso, Giuseppe emerge davvero come padre di Gesù, non nell'aspetto biologico, ma nel significato più profondo. Il padre è infatti colui che custodisce, protegge, apre il cammino. Il genitore è la figura umana che illustra al meglio quello che significa il prendersi cura da parte di Dio della nostra fragilità. Ebbene, Giuseppe è il padre che non soltanto custodisce e provvede al bambino quando è giorno, quando tutto è facile, scontato e solare. Egli lo prende con sé nella notte, quando le difficoltà sembrano avere il sopravvento ed espandersi le tenebre del dubbio, dell'agguato e del terrore. Giuseppe non ha giocato al ribasso, a tirarsi indietro, a puntare sulle proprie comodità e sicurezze, ma ha preso con sé il bambino e Maria, diventando così per loro come un simbolo concreto, visibile, di quel Padre buono, di quel Dio che ha cura di tutti, di cui Gesù poi parlerà nel Vangelo. La seconda coordinata spirituale è il dovere di essere giusti davanti a Dio e al prossimo. Giuseppe era un uomo giusto, cioè obbediente alla parola di Dio. La sua giustizia quindi
non era semplicemente quella derivante dall'osservanza scrupolosa di tutte le leggi e le norme che erano contenute nei libri della legge, ed erano ben più dei nostri 10 comandamenti. La tradizione ebraica ne contava 613, ma la ricerca integrale della volontà divina accolta con obbedienza piena. Noi cristiani, nel praticare la giustizia davanti a Dio e agli uomini, siamo vincolati ad una duplice fedeltà sostanziale, a un duplice ascolto, alla parola di Dio che ci chiama e alle voci del mondo che ci interpellano. A questo riguardo, un grande uomo di Dio, padre Joseph Kentenich, scrisse che la missione del cristiano nel mondo si compie tenendo l'orecchio sul cuore di Dio e la mano sul polso del tempo. In altri termini, la Chiesa non può non rimanere fedele alla missione affidatale da Dio e allo stesso tempo non può non essere solidale con tutti i destinatari della sua missione. In questa sua duplice fedeltà può spesso sperimentare una certa tensione che si innesca tra i due poli. Essa infatti non può ovviamente disattendere la fedeltà a Dio, ma neppure evitare la partecipazione al destino degli uomini. Cari fratelli e sorelle, la voce dell'uomo chiamava padre Prinetti a fare l'istruttore militare in Birmania. La voce di Dio lo chiamò a diventare oblato di Maria Vergine e insegnare matematica ai novizi. Sull'esempio di San Giuseppe, egli ci insegna a saper custodire il mistero di Cristo e a saper ascoltare la parola di Dio. A tutti noi il compito di accogliere questo insegnamento e tradurlo in pratica sapiente di cristianesimo. Amen. Credo in un solo Dio, Fratelli, onoriamo oggi la figura sapiente e mite di Giuseppe di Nazaret. Il suo apparire nella storia della salvezza segna il momento in cui il Dio dei patriarchi e dei profeti
dà compimento alle promesse antiche con l'incarnazione del Cristo, germoglio e radice di Davide, nato dalla Vergine Maria. Preghiamo insieme e diciamo: per l'intercessione di San Giuseppe, ascoltaci, o Signore. Per l'intercessione di San Giuseppe, ascoltaci, o Signore. Benedici, o Signore, Papa Francesco, assistilo nel suo ministero di pastore universale, sii la sua luce, la sua forza e la sua consolazione, e a noi concedi di ascoltare con docilità di cuore la sua voce così come ascoltiamo la tua. Preghiamo. Padre misericordioso, che hai rivelato a San Giuseppe, patrono della Chiesa universale e modello della nostra congregazione, il mistero di Cristo, donaci di conoscere ed amare sempre più il tuo Figlio fatto uomo per la nostra salvezza. Preghiamo. Padre misericordioso, che hai concesso a noi, figli di San Giuseppe, di accogliere qui a Genoni le spoglie mortali del venerabile Padre Felice Prinetti, concedici di vivere con coerenza il suo insegnamento nell'imitazione di San Giuseppe. Preghiamo. Perché il Signore glorifichi i venerabili Padre Bruno Orlanteri, Padre Felice Prinetti e il servo di Dio Padre Raffaele Melis, e per loro intercessione scenda sulla parrocchia di Genoni abbondanza di grazia e prosperità nella vita cristiana. Conceda conforto agli anziani e agli ammalati, dia sostegno ai giovani alla ricerca di un lavoro e benedizioni ad ogni famiglia. Preghiamo. Per il popolo di Dio qui riunito per la santa celebrazione eucaristica, perché nell'assiduo ascolto della parola e nella partecipazione ai sacramenti pasquali ritrovi forza, pace e gioia per proseguire il proprio cammino sostenuto dalla protezione di San Giuseppe e del venerabile Padre Felice Prinetti. Preghiamo. Per Cristo nostro Signore. Quasi arcus refulget Iosef. L'offerta di noi stessi in questa santa liturgia passa attraverso l'esempio di San Giuseppe, paragonato nel canto all'arcobaleno, ricco dei più belli e splendenti colori. È la ricchezza della Chiesa che propone la santità di tutti i tempi, propone il ritorno del sereno dopo la tempesta. È madre bella e feconda la Chiesa, vanta questa devozione a San Giuseppe nella famiglia, nel lavoro e al termine della vita stessa.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, allora in gloria del suo nome, per il nostro aiuto dalla santa Chiesa. Accogli, o Padre, il nostro servizio sacerdotale e donaci la stessa fedeltà e purezza di cuore che animò San Giuseppe nel servire il tuo unico Figlio, nato dalla Vergine Maria, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. E veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre ed in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella solennità di San Giuseppe. Egli, uomo giusto, da te fu prescelto come sposo di Maria, Vergine e Madre di Dio. Servo saggio e fedele, fu posto a capo della Santa Famiglia per custodire come padre il tuo unico Figlio, concepito per opera dello Spirito Santo, Gesù Cristo, nostro Signore. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, e rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti.
Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, nella comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, con il nostro fratello Vescovo Ignazio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, Santa Barbara e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Vandera Maha
Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla mensa, ma solo per la comunione ci si comunica al più vicino ministro che c'è. È giunto il momento della comunione sacramentale, il momento in cui veniamo nutriti e rafforzati come popolo santo di Dio, nella missione universale che richiede costanza e perseveranza oltre i segni dei tempi ed oltre le nostre personali attese, anche quando non dovessero convergere. Siamo invitati ad amarci e a comprenderci, come fu nella vita dei santi, di Maria e di Giuseppe, di Padre Primetti. L'importante è avanzare e progredire nel bene, sentire sempre la presenza di Dio che ci prende per mano e ci guida. Il tuo popolo è in cammino.
In piedi. Preghiamo. Proteggi sempre la tua famiglia, Signore, che hai nutrito alla mensa del pane di vita nel ricordo gioioso di San Giuseppe e custodisci in noi i doni del tuo amore di Padre, per Cristo nostro Signore. Amen. Seduti. Desidero portare il grazie di tutta la vita consacrata a queste nostre sorelle. Celebrare questo dono grande del ritorno di Padre Prinetti per tutta la vita consacrata in Sardegna diventa un momento di presa di coscienza ulteriore che la nostra vocazione è una vocazione profetica, oppure non è per niente. Se non è nell'ambito della profezia, la vita consacrata a Dio, nella Chiesa, per il popolo di Dio, non ha sapore, non ha colore. Vi ringraziamo perché in questi lunghi anni di permanenza nelle nostre diocesi, anche nella mia, e io vi ringrazio di tutto cuore per la eloquente presenza nelle nostre diocesi, siete in questo profetiche. Vi ringraziamo, tutta la Chiesa, la Conferenza Episcopale in questo momento, attraverso il Vescovo Delegato per la vita consacrata, vi dice un grazie grande per questa eloquenza giornaliera, silenziosa, edificante, laboriosa, ecclesialmente molto densa di significato. Il Signore benedica i vostri passi e vi dia la gioia di raccogliere intorno a voi quei frutti belli, saporiti, che sono i frutti del Vangelo. Grazie Madre Luciana, grazie a tutte le sorelle e grazie naturalmente a tutte le consacrate e i consacrati presenti e grazie oggi in modo particolare a Gelone. Inchiniamoci per la solenne benedizione. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Giunti alla conclusione della Messa, è sembrato opportuno affidare con questo canto la congregazione a Maria Madre di Gesù, con le parole della più antica preghiera mariana del III secolo, che tutti pone sotto il manto materno della Vergine. Ancora un profondo grazie da parte della congregazione a tutti voi, sacerdoti, autorità civili e religiose, confraternite, che vi siete uniti alla festa in questa circostanza. Seguiremo la disposizione dell'arrivo in chiesa di questa mattina, quindi tutti sono invitati a seguire questa indicazione. Prima sarà il crocifero, poi le confraternite, poi gli altri stendardi e poi il seminario regionale sardo e subito dopo l'urna delle autorità religiose, l'urna delle suore e poi tutti i fedeli laici.
Preparate per favore il passaggio. Allora, dite qualcosa sì, perché io sei più alto. Nel momento di bisogno siete scappati. Allora, preghiamo. Oh Dio, vieni a salvarmi. Signore, venite presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Contempliamo i misteri gloriosi. Primo mistero, la risurrezione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro
e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco del terra, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. secondo mistero, l'ascensione di Gesù al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno,
di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vita, solo tu non sei mai, Santa Maria del cammino, sempre sarà con te. Vieni, oh Madre, in mezzo a noi, vieni Maria qua giù, cammineremo insieme a te verso la libertà. Quando qualcuno ti dice nulla mai cambierà, lotta per un nuovo, lotta per la verità. Vieni, oh Madre, in mezzo a noi, vieni Maria qua giù, cammineremo insieme a te verso la libertà. Chiusa in se stessa va, offri per primo la mano, vieni vicino a te. Vieni, oh Madre, in mezzo a noi, vieni Maria qua giù, cammineremo insieme a te verso la libertà. Allora, in cielo patria mia, andrò a vedere la mia, mia gioia e mia. Va sulle scale così vedo entrare. Sì, sì, sì. Al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì. Al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì. Fate passare.
In mezzo, mettiti in mezzo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, riposando per 3 giorni nel sepolcro, hai santificato le tombe di tutti coloro che credono in te, così da renderle per noi segno di speranza nella risurrezione. Concedi al nostro fratello il venerabile Pio Padre Felice Prinetti, e deponiamo in questo sepolcro, di riposare in pace fino al giorno in cui tu, che sei la risurrezione e la vita, lo farai risorgere e lo colmerai di splendore, perché alla luce del tuo volto possa contemplare in cielo la luce eterna, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
Concludiamo con la benedizione questo rito di accompagnamento di questa urna in questo luogo sacro, con l'augurio che qui le persone che vengono a pregare Padre Felice Prinetti possano trovare conforto nella loro vita, nelle loro azioni, nel loro lavoro, e soprattutto chi ha sofferenza nel corpo e nello spirito possa trovare la salute e la comunione con Dio. Con questi sentimenti ritorniamo nelle nostre case e portiamo il ricordo di questa assemblea in cui abbiamo insieme pregato e lodato il Signore per le sue meraviglie. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Che benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Questo momento di preghiera, le suore, Madre Maria Luciana, ci invitano al momento conviviale nelle strutture adiacenti alla casa madre, vicino alla casa